Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus, tante notizie, tanti fatti di cui parleremo oggi. Tra poco ci collegheremo con Valentina Visentin, ci collegheremo con Federico Fusetti, con tutti i nostri colleghi sparsi per le province, e anche con Vanessa Banzato. Tra poco da Lusiana sull'altopiano un rimorchio pesantissimo carico di mezzi agricoli si è schiantato contro un'abitazione. Poteva essere una strage, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Partiamo però da una notizia che dà oggi di nuovo il Mattino di Padova in prima pagina, un italiano, un ventenne, che spiegava come costruire bombe sui social e inneggiava all'Al-Qaeda. Sentiamo il servizio di Valentina Visentin. Inneggiava al martirio e realizzava tutorial sui social per preparare esplosivi in casa. Un ventenne italiano di origine marocchina residente nella bassa padovana è stato arrestato dalla Digos di Padova perché ritenuto responsabile dei reati di apologia e di istigazione a delinquere aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine della Digos Euganea, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è iniziata nel marzo del 2022. Il ventenne, esperto informatico, era in grado di nascondere la sua identità digitale, ma dalle indagini è emerso come si fosse avvicinata ad una rete di contatti anche all'estero radicalizzati e che inneggiavano agli attentati compiuti da gruppi terroristici islamici come Al-Qaeda e Daesh. Nei suoi computer i poliziotti hanno ritrovato numerosi video in cui vengono riprese le fasi di allenamento fisico dei mujahideen, esercitazioni belliche e l'iscrizione ad un canale Telegram dove venivano diffuse lezioni di combattimento e suggerimenti per acquistare Bitcoin. Il ventenne nei suoi post inneggiava al martirio e alla jihad, e a preoccupare erano soprattutto le date in cui divulgava i suoi messaggi di odio. L'attività sui social infatti si concentrava sempre a ridosso dell'anniversario dell'11 settembre, dell'8 febbraio, giornata in cui vennero lanciate le vignette satiriche del giornale francese Charlie Hebdo, in occasione del Natale e subito dopo lo scoppio dei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Il giovane inoltre manifestava propositi violenti contro soldati americani, ebrei, cristiani e verso la comunità LGBTQ. È un caso analogo a Montebelluna appena poco più di un mese fa. Tracciato a Montebelluna, dove viveva, un cittadino marocchino attenzionato dalla polizia è stato espulso. Gli uomini della Digos lo hanno fermato ed allontanato dall'Italia per motivi di sicurezza. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'uomo era controllato dalle forze dell'ordine per le sue posizioni religiose integraliste e oltranziste ed aveva mostrato atteggiamenti di intolleranza nei confronti di simboli cristiani, oltre al proposito di voler commettere azioni offensive. Ad annunciarlo lo stesso ministro, che ha sottolineato la preoccupazione che stava destando questa persona tra i frequentatori della moschea di Montebelluna, gestita dall'associazione Attavasol. Sconcerto nelle parole del sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. È una notizia preoccupante, motivo in più per ovviamente fare in modo che anche la polizia locale, nell'alveo dei propri strumenti amministrativi e di polizia, possa fare ulteriori accertamenti che già fa regolarmente anche di concerto con l'Arma dei Carabinieri. Il cittadino marocchino era arrivato in Italia nel 2020 ed era residente attualmente a Montebelluna. Da tempo era attenzionato dalla polizia di prevenzione. Poi le sue esternazioni hanno convinto il ministro a firmare il decreto. Una faccenda inquietante, per cui mi sento di ringraziare il ministro La Digos e la Polizia di Stato per essere intervenute. Ricordo che Montebelluna è una città che accoglie. Poche settimane fa abbiamo avuto un incontro sul dialogo islamo-cristiano, un momento in cui è stato addirittura piantato un albero in segno di fratellanza da una persona di religione musulmana e una persona di religione cristiana. Di sicuro non siamo tolleranti con gli intolleranti. Un lavoro certosino da parte degli investigatori che monitorano ogni possibile rischio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. E qui eravamo a fine novembre. Andiamo a Lusiana, sull'altopiano, dove vi dicevo un pesante rimorchio è stato
è finito contro un'abitazione dopo evidentemente un guasto al freno, non so se hanno un freno a mano questi rimorchi, ma in sostanza è scivolato giù per un pendio e ha centrato un'abitazione. Sentiamo subito i particolari da Vanessa Banzato. Sì, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. In effetti tantissima paura questa mattina attorno alle 6. Ci troviamo in via Velo, nella frazione Velo di Lusiana Conco, dove proprio quel rimorchio, chiedo a Renzo Rigon cortesemente di riprenderlo, quel rimorchio su cui erano caricati quei due mezzi che sono necessari per l'asfaltatura delle strade, si è schiantato letteralmente contro la recinzione dell'abitazione al Civico 2 di via Velo. Pare che intanto il rimorchio era parcheggiato correttamente, insomma, su questo apposito di sosta. Pare che si sia verificato un malfunzionamento del freno, pare che sia smollato proprio il freno e il rimorchio è piombato, ha divelto completamente, ha abbattuto il muretto e poi vedete si è proprio schiantato anche sul poggiolo, che adesso è stato fermato con degli appositi ferri. Tantissima paura, perché potete immaginare benissimo attorno a tutti i residenti sono stati svegliati letteralmente da un boato. Si temeva il peggio. Fortunatamente questa è la cosa fondamentale da dire, che nessuno, quindi nessuna persona è rimasta ferita. La paura, soprattutto per i vicini, che sono stati svegliati da questo boato. Ingenti i danni, perché vedete adesso c'è tutta la recinzione, il muretto, la mano anche al poggiolo, che è pericolante. Non pare, almeno da una prima verifica, da un primo sopralluogo dei vigili del fuoco, pare non ci siano stati dei danni proprio a livello strutturale dell'abitazione. Di conseguenza così chiamiamola poco utilità per tanto dalla parte esterna, all'interno nessun danno. E cosa voglio sottolineare ancora? Non c'era nessuno, quindi nessuno è rimasto ferito. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, hanno lavorato per ore per riuscire proprio a disincastrare il rimorchio. Poi sono intervenuti gli operai della ditta che appunto sta seguendo i lavori di asfaltatura della strada, hanno scaricato i due macchinari che erano sul rimorchio e adesso hanno transennato la parte dove c'è il mezzo dove erano caricati i due macchinari, il mezzo che si è schiantato contro l'abitazione, tutto quanto transennato, perché potete ben immaginare dovranno intervenire anche poi i tecnici del comune. Insomma, adesso sono lavori lunghi, certo, da realizzare. Tantissima paura, ripeto, per quello che è accaduto proprio alle prime ore di oggi. Insomma, adesso sono proprio i tecnici dei vigili del fuoco che devono capire il perché, quali sono le cause, come sia potuta succedere una cosa del genere, che fortunatamente in questo momento, in questo frangente, non ha causato feriti, ma davvero, siccome ci sono anche delle abitazioni dove vivono dei bambini, anche dei bambini, sì, poteva davvero andare peggio, soprattutto se si fosse verificato magari durante la giornata. Direttore, per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molto a Vanessa Banzato. Scusate, era un collegamento difficile, eravamo sull'altopiano, quindi c'era qualche problema con l'audio e immagini un po' sgranate. Vediamo adesso, andiamo a Padova in vista del processo dell'automobilista che lo ha investito. Un video mostra come è avvenuto l'incidente mortale di Galliera Veneta, che è costato la vita ad un motociclista di 21 anni.
L'incidente è costato la vita al 21enne Alberto Moretti, morto il 18 giugno del 2022 a Galliera Veneta mentre era in sella alla sua Ducati. È stato ripreso da un video e, analizzando le immagini di quel filmato, il capo d'accusa della donna alla guida dell'auto che, svoltando, ha colpito il giovane facendolo cadere è cambiato da omicidio stradale in concorso a omicidio stradale. La 41enne dovrà comparire davanti al giudice il prossimo marzo per il patteggiamento. Inizialmente la donna, residente a Tezze sul Brenta, era stata accusata di omicidio stradale in concorso perché sembrava che il 21enne stesse viaggiando ad una velocità sostenuta, ma le immagini del video dimostrano come l'automobilista al momento di svoltare non abbia azionato la freccia, compiendo così la manovra fatale per il giovane Centauro e facendo anche un doppio errore non in concorso. L'incidente mortale era avvenuto il 18 giugno del 2022 lungo la Postumia 53 a Galliera Veneta, a pochi metri dalla casa in cui viveva il 21enne motociclista. Andiamo a Treviso, dove purtroppo ci sono ancora episodi di violenza a bordo dei mezzi pubblici, ci sono risse, ci sono aggressioni contro gli autisti, ne parliamo spessissimo, e per questo anche contro i portoghesi, cioè coloro che salgono senza biglietto, sono stati rafforzati i controlli. La linea subito a Federico Fusetti. A te, Federico. Sì, buongiorno, siamo proprio alla stazione delle Corriere, la stazione MOM, con Simone Merlo, ospite il presidente di MOM, Giacomo Colladon, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, sì, insomma questo tema delle violenze, soprattutto tra giovanissimi, insomma mette un po' a rischio anche gli autisti, i controllori, insomma è una situazione tutta un po' delicata e siamo in un periodo anche delicato, quello delle festività. Proprio in questo momento stanno arrivando centinaia di ragazzi, finite le scuole, insomma come vi state organizzando e come si può fare per evitare che succedano questi episodi? Ecco, già da qualche mese noi ci stiamo organizzando anche con servizi di vigilanza notturna per dare sicurezza sia ai nostri dipendenti, verificatori e conducenti, sia anche al personale, ovviamente all'utenza in genere. Questo è un problema collegato, per cui noi facciamo anche le verifiche sulla regolarità del titolo di viaggio, aiutati anche dai servizi di vigilanza notturna. Devo dire comunque che le forze di polizia, sia i carabinieri che la polizia, sono sempre presenti. Quando ci sono dei problemi e delle difficoltà arrivano in tempi brevi, quindi io credo che la situazione sia sotto controllo. In questo periodo qua stiamo intensificando anche i controlli perché ovviamente siamo in un momento particolare e credo che quindi problemi particolari non ne avremo. Il vescovo Monsignor Tomasi ha deciso di celebrare la messa della vigilia di Natale, quindi il 24 proprio qui dove siamo noi alle 18:30, un po' anche per stare vicino agli ultimi in una zona un po' di degrado. Come giudica questa scelta? Allora la CES ci ha chiesto la collaborazione per mettere a disposizione un'area che noi abbiamo consentito subito, abbiamo verificato tutta la problematica della sicurezza e quindi ben venga in quest'area qua, un'area particolare che ha avuto sempre dei problemi particolari. In questo momento noi il controllo lo stiamo mettendo, come ho detto prima, anche con servizi di vigilanza privati, quindi la normalità dovrebbe esserci, insomma. Ultima cosa, ecco, prima di collegarci con Focus, col direttore, abbiamo chiesto un po' alle persone che stanno aspettando i mezzi e molti dicono, insomma, cerco di evitare la stazione, non mi sento sicuro. Che messaggio possiamo dare a questi cittadini? Noi il messaggio che vogliamo dare è che invece noi stiamo dando tutto il possibile per fare un servizio in sicurezza. Le forze dell'ordine sono presenti. Il Comune di Treviso in quest'area qua è presente con la polizia locale e con i suoi amministratori, quindi direi di stare tranquilli perché ce la stiamo mettendo tutta per mettere in sicurezza sia il personale di MOM sia l'utenza che utilizzerà il trasporto pubblico. Grazie Presidente. Direttore, 6 domande. Grazie Federico. No, dicevo ieri che le domande le fate voi inviati, no? Ci sono altre televisioni dove i giornalisti fanno i reggi microfono e le domande le fanno i conduttori da studio, cosa che noi non vogliamo.
Vediamo, Federico Fusetti stava accennando alla messa del Vescovo, la celebrerà Monsignor Michele Tomasi alla vigilia di Natale, alla stazione del Pullman proprio di Lungo Sile Mattei. Sarà il Vescovo in stazione dalle 18:30 per così mettere in evidenza il degrado e le situazioni di marginalità e di piccola criminalità. La decisione è per ribadire la vicinanza ai soggetti più svantaggiati ed emarginati. La funzione sarà concelebrata da Don Matteo Volpato, parroco di alcune frazioni e assistente della cooperativa sociale CEIS, alla quale si deve la gestione di varie strutture di accoglienza. Alla cerimonia saranno presenti anche i vertici della Caritas Tarvisini e della comunità di Sant'Egidio. Tra poco andremo ad Albignasego, dove è scoppiata una rissa, una festa per dei bambini, una rissa violenta. Un uomo è finito nell'ospedale, sentiremo Valentina Visentin tra pochissimo, ma vediamo un uomo, un nigeriano, il quarantenne, che ha dato in escandescenze di fronte ad una scolaresca e ha morso un poliziotto intervenuto per fermarlo. Si tratta di un quarantenne nigeriano, è stato arrestato. No, poi andiamo da Valentina. Prima diamo il servizio sul poliziotto che è stato morso, il poliziotto che è stato morso da un quarantenne. Con le sue urla e il suo atteggiamento agitato stava spaventando una scolaresca di ragazzi spagnoli che domenica in stazione a Padova stavano aspettando il treno per Verona. Un quarantenne nigeriano ha creato scompiglio tra i viaggiatori in attesa dei convogli in stazione a Padova, che hanno subito allertato gli agenti della polizia ferroviaria. Alla vista del poliziotto, lo straniero ha continuato nel suo atteggiamento e si è scagliato contro gli agenti, ferendoli entrambi. Uno dei poliziotti è stato morso alla mano. Entrambi hanno riportato 4 giorni di prognosi. Il quarantenne nigeriano nel 2021 aveva già aggredito gli uomini della Polfer di Catanzaro ed era stato denunciato. Visto il suo comportamento aggressivo e le lesioni provocate agli agenti, questa volta è stato arrestato. Andiamo in diretta ad Albignasego. Vi dicevo per questa rissa scoppiata una festa per dei bambini. In diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Albignasego, periodo di Natale, non sempre però i buoni sentimenti la fanno da padrone, perché è il caso proprio di questa storia che vi raccontiamo, accaduta nel fine settimana nel quartiere Sant'Agostino di Albignasego, in un condominio di via Foscolo, dove a causa di un parcheggio tra due persone, un parcheggio conteso, è scoppiata questa lite. Cos'è accaduto? Un condomino si è infuriato perché una persona che era stata invitata ad una festa aveva parcheggiato male la macchina ed è nata una lite molto violenta, tant'è che sono intervenuti i carabinieri. Sono intervenuti perché uno dei condomini ha colpito con violenza alla testa la persona che aveva parcheggiato l'auto e che la stava per spostare, tanto da mandarla in ospedale, e quindi insomma sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi. Purtroppo questo brutto gesto è avvenuto anche davanti a tanti bambini che hanno notato così gli adulti litigare per un futile motivo, ed tutto è stato guastato anche perché sono appunto intervenuti i carabinieri. È un episodio di cronaca, purtroppo ce ne sono frequenti in questi giorni in città, non mancano gli interventi per le liti anche per futili motivi. Da Albignasego è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin. Noi torniamo a Padova. Per mesi ha stornato gli scontrini della spesa fatta dal suo compagno, la cassiera infedele di un supermercato di Padova. I carabinieri hanno denunciato la donna e anche il compagno, che ovviamente era complice. Vediamo. Ammanchi regolari e sempre dalla stessa cassa. A notare le anomalie il direttore di un supermercato del centro di Padova che, insospettito dall'atteggiamento di una delle commesse, una 49enne che vive in città, ha sporto denuncia ai carabinieri. L'indagine ha presto rilevato quanto accadeva.
Nel supermercato a fare la spesa entrava il compagno, anche lui 49enne, che si presentava alla cassa della donna, che dopo aver passato tutti gli articoli stornava a zero il valore della merce. Fatale per la coppia l'ultima spesa, quando l'uomo è stato bloccato all'uscita del supermercato dai carabinieri con il carrello pieno e uno scontrino stornato a zero a fronte di una spesa di oltre 300 euro. I due hanno quindi rimediato una denuncia per furto in concorso. Controlli antidroga dei carabinieri di Padova, è stato bloccato un ragazzo che nascondeva delle pastiglie nel contenitore dei medicinali. La droga era nascosta in auto e in casa. Un 21enne padovano è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane è incappato nei controlli dei militari in zona Sacro Cuore ed era in auto insieme ad un coetaneo alla guida pur non avendo mai conseguito la patente. I due sono stati fermati in via Ticino. I carabinieri hanno notato subito il nervosismo dei ragazzi. All'interno del bracciolo portaoggetti, nascosto dentro un contenitore cilindrico di un noto farmaco anti-influenzale, hanno trovato non le compresse del medicinale, ma quasi 15 grammi della potente droga sintetica MDMA. I carabinieri hanno così deciso di perquisire l'abitazione del 21enne, qui hanno trovato altri 16 bustine di hashish. La droga è stata sequestrata e il 21enne arrestato. Grandi ascolti ieri sera a Focus, una puntata tutta in gran parte incentrata sui furti nelle abitazioni. È intervenuto in diretta anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari per dire che il governo ha inserito nella legittima difesa un emendamento che parla di reazione e di attenuanti per reazioni violente in caso di grave turbamento. Quindi quando uno è rapinato in casa, soprattutto il grave turbamento c'è sempre ed è in prospettiva una notizia positiva, perché abbiamo raccontato più volte di aggressioni, di rapine in cui i carnefici, i banditi sono stati lasciati liberi e chi si è difeso ha dovuto risarcire le famiglie dei malviventi. E c'è stata una rapina a mano armata davvero impressionante in una casa di Campocroce di Mogliano, un'anziana coppia presa di mira e il figlio legato mani e piedi dai banditi. Vediamo. Quando che tolgo il Mediosete perché ho il pacemaker, ma soffro tanto di ansia. E poco ho visto mio figlio di stirare in terra, non che dico cosa che ho provato. È ancora scossa la signora Lauretta per la rapina a mano armata subita ieri sera poco dopo le 18 nella sua casa di Via del Cristo a Campocroce di Mogliano. In quel momento con lei c'era il marito e il figlio Andrea, proprietario di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata appena fuori dalla porta. Sentimmo un gran botto e che tirava un colpo di pistola fuori. E dopo un boom. E qua la porta già era chiusa, col piede e che dà un spentone e si è rotto il portoncino e si è venuto dentro. Mi arriva qua uno che aveva appena gli occhi fuori, barretta, sciarpa, tutto guanti, e mi dice qua pistola, stia ferma, se non ne facciamo niente. E già in tre, dove andai idea, i legame fio, mani e piedi e di stirare per terra. Siccome che soffro di cuore, ho detto, mi bisogna che tolga il Giuseppe. E ora mi fa sto qua, andiamo a prendere le goccette, sono andata a tolto il Giuseppe, ho visto mio figlio in terra, mi è venuto da morire, dico la verità. E quei altri due andai di su e ga rabaltate tutto, ma noi ga trovassi, avevo un girocollo, una catenina, poca roba. 150, 120 sul portafoglio mio, 70 su quello di mio marito, però in nega rabalta tutto e dopo in nega porta via i cellulari, sia mio e dopo a macchina del mio figlio. Banditi quasi sicuramente immigrati dall'est Europa. Parlavano anche abbastanza bene un dialetto, però non erano italiani. Prima di fuggire hanno disattivato anche questo telefono. Nega cavava il telefono di casa, buttai in terra, staccanca a stua pelle che già era attaccata
e spento la luce e si partì con la macchina di mio figlio. Probabilmente era l'auto del figlio il vero obiettivo della banda, anche se le indagini dei carabinieri di Mogliano si stanno sviluppando su più direzioni. Alla signora Lauretta ora rimane la consapevolezza che non aver opposto resistenza è stata la scelta migliore per lei e la sua famiglia. Da qui un consiglio, soprattutto alle persone anziane. Come noi altri, che sta tranquilli, che faccia quello che dice, se no te copa. Eh sì, se no te copa, ha detto questa signora Lucio Zanato. Vediamo una donna che si è crocefissa al mercato di Feltre. Vediamo una notizia del Gazzettino. Vediamo le immagini, Francesco. Eccola lì, si è crocefissa al mercato di Feltre perché sostiene di essere vittima di stalking giudiziario. Una storia che ha a che fare con pignoramenti di pensioni, con confische, con ricorsi. Sentiamo l'audio. E causa, e non ha ancora finito. È andato a denunciare pure le piante che abbiamo in cortile, in corte comune. Continua a succhiarci il sangue. Io sono disperata, dico disperata, perché della mia pensione non mi avanza nulla, perché devo dare tutto quanto, la metà, più della metà della mia pensione, come ho scritto qui, va in mano a questo signore, diciamo, tra virgolette. Ho scritto a Giorgia Meloni, io sono una mamma, sono una donna, e certo che sì, manco mi ha risposto. Ho scritto al Papa, ho scritto alle Iene, ho scritto fuori dal coro, ho scritto a dritto e rovescio, ho scritto a mezzo mondo. Nessuno, dico nessuno che interviene a darci una mano, a fermare la follia di quest'uomo che continua a perseguitarci con cause banali, dove naturalmente perdo, e allora lì sono cause che devo pagare, e pignoramenti su pignoramenti su pignoramenti e pignoramenti. Io non ne posso più di vivere in funzione di questo vicino che si è installato vicino a casa nostra e che non ha niente di meglio da fare che rovinare le nostre vite, le nostre esistenze. Quindi mi sono messa in croce perché io sono in croce, ho una figlia a cui pensare che da questa situazione ha cominciato ad accusare dei disagi psicologici non indifferenti, non indifferenti. Abbiamo fatto querele contro questo vicino, presentando certificati medici di mia figlia dove attesta questa situazione di fortissimo disagio, e per ben 3 volte queste nostre querele sono state regolarmente archiviate. Allora una cosa deve fare per fare che si venga ascoltate? Di trovare qualcuno che ci dia una mano, che ci venga incontro, perché io come faccio da sola pagare 40.000 euro ancora fino al 2033. No, ditemi voi, con la vita cara che c'è, è già un problema per una persona normale tirare avanti. Allora, questa avete visto era un servizio del Gazzettino, una signora di Feltre che si è crocefissa al mercato per protestare contro quello che ritiene sia uno stalkeraggio giudiziario, in particolare esercitato da una persona. Andremo avanti con la cronaca nera, ma apriamo una finestra sul porto di Venezia perché vedo in diretta dal porto di Venezia Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui col presidente dell'autorità di sistema portuale dei porti di Venezia Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio, per parlare di quello che è stato la conclusione di quest'anno, ma soprattutto dei progetti futuri. Sì, abbiamo presentato l'andamento dei traffici nel 2023 per quanto riguarda Venezia Chioggia, un andamento che ha fatto registrare una contrazione dei volumi di traffico e del tonnellaggio, che è un trend generale che è stato osservato un po' in tutti i porti italiani. In alcuni casi ci sono delle motivazioni legate alla contrazione della produzione. Vediamo anche che la Germania si è fermata e quindi anche la contrazione dei crediti alle imprese. Questo ha rallentato
rallentato la richiesta di materie prime e di conseguenza dei traffici. Stiamo mettendo in campo però delle iniziative importanti per quanto riguarda Venezia. Abbiamo pubblicato, tenga conto che noi abbiamo pubblicato circa 250 milioni di bandi nell'arco del 2023, 80 dei quali sono stati assegnati. Di recente progetti importanti come la realizzazione di una piattaforma logistica a Monte Sindial è stato oggetto di un bando che è in valutazione proprio in questi giorni ed è il bando più grande mai pubblicato dall'autorità di sistema portuale, circa 290 milioni di euro. Quindi la risposta è quella di investire su piattaforme, su un porto più collegato e che possa dare quindi una risposta anche in termini di capienza di servizi maggiori. Per quanto riguarda i passeggeri abbiamo come attività commissariale, in questo caso passeggeri, ricordato le progettazioni pubblicate in fase di pubblicazione per quanto riguarda i dragaggi, attività manutentive, nonché la progettazione della stazione marittima a Canale Nord, lato nord a Marghera, per quanto riguarda le nuove crociere. Un bando molto importante che fa parte dell'attività commissariale che rientra nel disegno che stiamo dando sul futuro della crocieristica. Molto importante proprio oggi, apparirà tra oggi e domani in trasparenza, la pubblicazione di un bando di 3 milioni di euro per quanto riguarda la caratterizzazione dei sedimenti, tema molto sensibile che noi abbiamo voluto ulteriormente quindi presidiare con delle risorse, perché le analisi fatte secondo il nuovo protocollo fanghi sono alla base di qualunque opera che noi compiamo all'interno della laguna, che è un ambiente molto delicato che noi rispettiamo. Ecco Presidente, a preoccupare è la situazione ovviamente internazionale, c'è anche il rischio che potrebbero non arrivare merci. È un rischio che è legato ai disordini che proprio in queste ore ci sono nel canale di Suez, quindi lungo il Mar Rosso. Alcune compagnie internazionali hanno deciso di fare il periplo, quindi di non passare attraverso Suez di tutto il continente africano, perché alcuni ribelli hanno attaccato alcune navi. È un rischio che non impatta direttamente Venezia, perché noi non siamo collegati col Far East, in quanto le navi che fanno queste tratte transoceaniche non possono entrare a Venezia per effetto della presenza del Mose, quindi noi ancora fino a metà gennaio reggiamo per effetto del fideraggio che avviene da altri scali, però è una situazione alla quale guardiamo con grande preoccupazione, perché potrebbe comportare per queste compagnie la convenienza a quel punto ad andare direttamente nei porti del Northern Range e quindi servire il mercato più ricco che c'è al mondo, che è l'Europa, non attraverso il Mediterraneo ma attraverso i porti appunto del Nord Europa, e questo è un tema che si sta affrontando a livello di sistema portuale nazionale. Ecco, ringrazio il Presidente Fulvio Lino Di Blasio. Qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Noi riprendiamo con la cronaca nera, aperta questa finestra, perché diamo sempre ovviamente la precedenza ai nostri inviati quando ci sono i collegamenti. Ieri sera abbiamo visto prima una donna che si è crocefissa al mercato di Feltre perché vittima di stalking giudiziario. Ieri sera c'era a Focus Federica Fassina, che ha scritto un libro sul proprio calvario di stalkerizzata da un vicino di casa. Sentiamo una parte del suo racconto. Un incubo, credo, immagino, no? Non so se lo sia. Un incubo totale proprio, un incubo infernale. Ecco, ma rispetto alle denunce, che interventi ci sono stati? Rispetto alle denunce, che cosa è accaduto? Qualcuno è intervenuto? È stato in qualche modo? Sì, dopo un po', se devo essere sincera, perché una denuncia che ha fatto molto pensare tutti, anche appunto poi il magistrato che ha messo il codice rosso dopo un po', è stata una minaccia che lui mi ha minimato finché io uscivo di casa sempre accompagnata da mio padre, perché non c'era verso che se no io uscissi neanche 2 ore. Quella di tirare una corda, una classica corda, aveva i lembi, la tirava così finché mi fissava negli occhi, dopodiché lascia un lembo con la mano e tira fuori dal baule della macchina aperto un sacco in nylon. Così l'hanno interpretata, questa è la fine che tu farai. Quindi questa è una di quelle mimate. Dopo io adesso stringo, perché dirne 22 vuol dire... Però siamo... arrivare a domani mattina e rivivermele tutte, che ogni volta fa male. Dopo c'erano quelle indirette dove lui parlava col suo cagnolino e gli diceva puffi, puffi. Questa diciamo che era una minaccia più sessuale, quindi devo omettere una parola. Sì, certo. Puffi, puffi, e voglia anche tu di una ragazza mora?
proprio sempre nel mentre io passavo e nel mentre io comunque sentivo, oppure sempre una in diretta parlando col suo cagnolino, puffi puffi, prima o poi ci vendicheremo, però sempre fissando me negli occhi finché parlavo. E lui era un personaggio che era capace di guardarmi per infiniti minuti e non batteva mai le palpebre. L'età di questo stalker? 56. 56. Adesso dove si trova, diciamo? Non è più... Adesso, spero che non sia più... dopo appunto 22 denunce, dopo uno scampato femminicidio del 12 luglio 2022, si trova in carcere. Ecco, scampato femminicidio... Scampato femminicidio è stato fuori proprio da casa mia, è una stradina privata, quindi una stradina privata molto stretta, non ha neanche un limite di velocità perché non esiste che ci sia. Lui ha aspettato il punto più stretto della strada perché c'era un'auto parcheggiata e lì è sembrata proprio la corsa della Formula 1. Lui ha ingranato la prima, io ho sentito proprio le ruote slittare, ero anche con mia madre perché comunque da sola non uscivo. Non so se siano stati riflessi, non so se sia stata l'adrenalina o cosa, mi sono buttata di colpo con la schiena addosso alla recinzione della casa di qua e con la mano ho fatto lo stesso con mia mamma. E è stato un millimetro. Almeno è in carcere adesso. Allora, questa era Federica Fassina, una testimonianza drammatica ieri sera a Focus. Quest'uomo ha tentato addirittura di investire la Federica Fassina e la madre, per fortuna si sono salvate, e poi è stato arrestato, è in carcere, resterà in carcere 18 mesi. La preoccupazione della Fassina è di ritrovarselo davanti a casa. Ci sono stati ancora dei furti, ieri di questo abbiamo parlato, nella sede del distretto sanitario di Preganziol addirittura i banditi con dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket, bottino di circa 6.000 euro. La cassa automatica per pagare il ticket sventrata, le monete ancora sparpagliate sul pavimento, tutti intorno alla devastazione provocata dall'esplosione. Assalto nella notte al distretto sanitario di Preganzioli in via Palladio, dove alcuni malviventi sono entrati dopo aver scassinato la porta d'ingresso posteriore dello stabile e dopo aver posizionato dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico per il pagamento di ticket e prestazioni sanitarie. Hanno fatto saltare un punto giallo che è quello dove noi ovviamente abbiamo il contenitore dei soldi, delle varie prestazioni ticket che il cittadino fa. Hanno portato via, immaginiamo, una cifra che è sopra i 5-6 mila euro e purtroppo hanno reso inagibile chiaramente la macchina stessa. L'azienda sanitaria è assicurata contro questo tipo di eventi e tra l'altro non è la prima volta che accade. Qualche tempo fa era stato preso di mira il distretto di Villorba. Adesso andremo a potenziare ovviamente la sorveglianza sia con le telecamere che utilizzando i nostri vigilantes in modo tale che passino più spesso per verificare appunto queste sedi periferiche. Stanotte a Preganziol l'effrazione ha fatto scattare l'allarme del distretto collegato ad un istituto di vigilanza privato. Subito sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini della videosorveglianza sono a disposizione dei carabinieri che stanno indagando. Da questa mattina c'è un uomo del corpo intercomunale di polizia locale che sta lavorando assieme ai carabinieri a visionare le immagini delle telecamere. Abbiamo telecamere per la videosorveglianza, abbiamo targa system non distante da qui. Ci auguriamo che incrociando i dati anche di questi sistemi tecnologici si riesca a individuare chi ha compiuto questo gesto. Furti e assalti in tutte le nostre province, ma la Marca è sicuramente, la Marca trevigiana è quella più colpita. C'è stato un furto record a Villorba. In 10 minuti i banditi hanno sradicato una pesante cassaforte, l'hanno buttata nel giardino, 2 quintali il peso, dentro c'erano fucili, munizioni e gioielli, l'hanno lanciata da un piano rialzato e l'hanno portata via. Oltre al furto, ingenti danni all'abitazione. Vediamo il servizio di Lucio Zanato. Se arriviamo a Fioi, in 10 minuti, il aperto, il spaccato, il porta via
e così arrivai, non c'era più nessuno, 10 minuti di orologio. Dopo quello che gli è capitato non se la sente di apparire Luciano Bruniera, perché proprio non si aspettava che giovedì sera, mentre lui era a cena con la moglie e il figlio era appena uscito per una commissione, i ladri sfondassero questo finestrone, ma soprattutto avessero nel mirino la sua cassaforte con dentro fucili da collezione e relative munizioni. Un armadio di acciaio da oltre 2 quintali al piano superiore della sua villetta di Via da Vinci, a 2 passi dal centro di Carità di Villorba. E viene a Germania, mi avevo tolto l'armeria con Ian Regina e pesa vuoto, a dichiarare, pesa 1,5 quintali. Metti 10 anni, arriveremo anche a 1,80. Comunque, e poi alzarlo, perché mi so che lo porto su, tanto mi ha toccato cavare a porta. Però io non appiglio quel mano, perché il sigle è tutto anni. In 4.000, minimo che sia sta in 4. E io faccio porta giù. Io rovinano che dico perché dico che io faccio. Immagino. Portare sulla tromba d'aria, messo su mano e butta basso, e dopo che sei nati di 20 metri. Quindi ma quanti danni? Danni parecchi, e dei armi che danno una cifra elevata. E questo è il risultato del volo della cassaforte sul pavimento e il relativo trasporto all'esterno. E tutto in tempo record, appena 10 minuti verificati dai sensori sparsi in tutta la casa, ma soprattutto dalla tempestività del figlio, rientrato immediatamente una volta scattato l'allarme. Ora il signor Luciano spera che la cassaforte venga ritrovata integra, perché è davvero difficile aprirla. Non sei, adesso fa la normativa, pesa 45 kg. Qua, se pensi che avevo 30 anni l'armadio, ieri i primi cosa io fuori all'obbligo, ieri i primi, basta, da pregare il signore che viene, perché dice più anni che resto. Vicenza è un'altra provincia molto colpita, qui siamo ad Albettone, il paese di Joe Formaggio, vediamo l'intrusione in una villetta e il commento dell'ex sindaco. Colpi, calci, spallate, la pretesa di entrare nelle case per violarle, per razziarle. È il video che documenterebbe l'ultimo furto messo a segno ad Albettone. E oggi il consigliere regionale Joe Formaggio, dall'area berica colpita dai predoni in questo periodo festivo, davanti a un cancello con un lucchetto lancia il suo anatema ai ladri. Che la proprietà privata è sacra e inviolabile. Nessuno può venire a casa nostra a buttarci giù le porte, a portarci via tutto. Basta, è ora di finirla. Mettiamo in campo qualsiasi deterrente per eliminare questi maledetti delinquenti. Sono settimane che il Basso Vicentino, in particolare l'area berica, è sotto attacco da parte di alcune bande di delinquenti e l'ex sindaco sceriffo di Albettone auspica interventi decisivi a livello politico. Non se ne può più, ogni santo giorno 1, 2, 3 abitazioni svaligiate nell'area berica, nel mio comune, nel Vicentino, in tutto il Veneto. Abbiamo telecamere, abbiamo lucchetti, abbiamo inferriate, però questo non basta. Abbiamo le forze dell'ordine sul territorio e non basta ancora. 4 manipoli di banditi che mettono a repentaglio le nostre abitazioni, la nostra sicurezza. Dobbiamo usare maniere forti e fargli pentire di venire a delinquere in Veneto. Chiudiamo questa carrellata sui furti nelle ultime 48 ore con il furto sventato dai carabinieri a Montebelluna e sono intervenuti proprio acciuffando i ladri, ma poi sono finiti i carabinieri al pronto soccorso. È stato grazie alla tempestiva telefonata di un residente ai carabinieri che segnalava la presenza sospetta di una persona nei pressi di un'abitazione in via dei Soster a permettere ai carabinieri di cogliere in flagranza il ladro. Sono riusciti a fermarlo, ma non senza difficoltà. Una pattuglia di Crocetta del Montello, arrivata sul posto dopo la segnalazione, ha notato qualcuno alzare e poi chiudere la tapparella della casa. I 2 militari si sono posizionati per bloccare le vie di fuga, riuscendo così a fermare un uomo che, alla vista del primo carabiniere, ha subito gettato a terra una coperta
scoperta qual è all'interno degli oggetti, scavalcando la recinzione e tentando di scappare, ma finendo per essere bloccato dal secondo militare. Così ne è nata una colluttazione. L'uomo è un 29enne di origini albanesi residente a Montebelluna, non nuovo ad episodi simili. I due carabinieri hanno rimediato diversi giorni di prognosi in ospedale. Nel corso della perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri ed un paio di torce. Una volta entrati nella casa per una successiva perquisizione hanno trovato anche guanti e un cacciavite. L'uomo era riuscito a trafugare 3 quadri, un vassoio ed un piccolo elettrodomestico. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario, l'arresto è stato convalidato. Il 29enne si trova ai domiciliari con le accuse di furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per rafforzare la presenza dell'arma in zone già colpite nelle scorse settimane da furti e intrusioni in abitazione, è operativa da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto in supporto ai colleghi della Territoriale una squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Stanza a Mestre. Una decina i militari che sono già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strade e pattugliamenti nei comuni di Miane, Fara di Soligo e Moriago. Andiamo a Venezia, dove un servizio giornalistico di Report su Rai 3 ha scatenato una bufera politica. Le opposizioni chiedono le dimissioni. Al centro di questa inchiesta la vendita dell'area dei Pili e la vendita di 2 palazzi comunali ad un magnate cinese. Le opposizioni parlano di conflitto di interessi e chiedono le dimissioni del primo cittadino. Il servizio è andato in onda ieri sera su Report, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere dalle questioni di rilevanza penale che sarà la magistratura a dover appurare, la manifesta inadeguatezza del sindaco in carica a tutelare l'interesse pubblico di cui dovrebbe essere custode. Ne chiediamo quindi le dimissioni. Poche righe firmate dai capigruppo Giuseppe Saccà del Partito Democratico, Gianfranco Bettin di Verde Progressista, Sara Visman del Movimento 5 Stelle, Marco Gasparinetti di Terra e Acqua 2020 e Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme mettono sul tavolo per la prima volta in 8 anni l'ipotesi di un passo indietro di Luigi Brugnaro dopo l'inchiesta giornalistica sulla trattativa per la vendita dell'area dei Pili e sulla vendita di 2 immobili comunali, Palazzo Poerio Papadopoli e Palazzo Donà, al magnate cinese Ching Kiat Kwong. Da anni come Partito Democratico denunciamo i conflitti di interesse del sindaco in città. Oggi questi fatti sono ancora più eloquenti dopo la puntata di Report che mostra un video inedito nel quale il sindaco tratta direttamente dei propri interessi su delle terre per le quali aveva dichiarato in campagna elettorale non avrebbe fatto nulla durante il suo mandato. Ex senatore Andrea Ferrazzi sedeva tra i banchi dell'opposizione durante il primo mandato di Brugnaro. Io quando ero capogruppo di opposizione in Consiglio Comunale a Venezia ho combattuto delle dure battaglie su questo, sul tema della trasparenza e sono stato oggetto anche di grandi attacchi anche personali, pubblici da parte del sindaco, dal quale ho dovuto naturalmente difendermi con successo. Certamente si pone un problema grande dal punto di vista politico, di cose dette e poi assolutamente negate, quindi di promesse assolutamente non mantenute da parte del sindaco e anche di conflitti di interesse che, almeno da quanto sta emergendo, sembrano essere molto rilevanti. E su questo report, questa puntata di Report, è intervenuto lo stesso Brugnaro, che ha detto: per l'ennesima volta sono chiamato a rispondere dei miei presunti conflitti di interesse. La novità sarebbe rappresentata, dice il sindaco, da un video che racconta l'attività che risponde di un primo cittadino che risponde alle domande su cosa preveda o non preveda il piano regolatore vigente in una o più aree della città. Un'attività, dice Brugnaro, che ho sempre svolto personalmente con decine di potenziali investitori nazionali ed internazionali relativamente a tutte le occasioni di sviluppo dell'intero territorio comunale. Ciclicamente, continua Brugnaro, tornano le solite accuse con l'obiettivo di rallentare la nostra azione amministrativa, di offendere e screditare. Come sempre risponderemo continuando a lavorare ogni giorno con impegno e passione ed ancora più determinazione nell'interesse concreto di tutti i cittadini.
Si continua a parlare del terzo mandato o meno per il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ci sono attacchi e contrattacchi, soprattutto tra Lega e Forza Italia, e ovviamente c'è il toto presidente per le regionali del 2025. Tra i nomi che sono stati fatti c'è quello del sindaco di Treviso, Mario Conte, che è stato ieri ospite di Ring su Antenna 3. Al di là delle diatribe e delle schermaglie politiche che però interessano poco la gente, mi piacerebbe che il futuro presidente della regione, se non dovesse essere Zaia, sia una persona che intanto unisce tutti e che ha una visione di territorio e che ha dei progetti che possono attirare la fiducia dei veneti, che sono un popolo responsabile, un popolo abituato bene con il presidente Zaia, e quindi io non mi sento di dire che spetti a uno, a Fratelli d'Italia piuttosto che a Forza Italia. Io dico che la Lega ha degli amministratori di altissimo livello che possono certamente prendere in mano il testimone, però dobbiamo confrontarci sui programmi e sui candidati. Secondo lei c'è un centrodestra che rischia di spaccarsi per queste regionali una volta sfumata l'ipotesi del terzo mandato? Ma ricordiamo anche che siamo alla vigilia delle elezioni europee, quindi ci sta che ci sia un po' di spallate in questa fase dove c'è la corsa ai voti. Dispiace quando c'è la pesca dei candidati da un partito all'altro facenti parte dello stesso schieramento del centrodestra, però evidentemente oggi Forza Italia, per darsi un tono, ha bisogno di andare a pescare quelli che si sentono esclusi o delusi dalla Lega, che però non credo possano portare un grande contributo da un punto di vista di voti. È trapellato anche il suo nome, come dopo Zaia. Ma io sono chiamato a fare il sindaco di Treviso, ho avuto un'ampia maggioranza alle ultime elezioni col 65%, i cittadini trevigiani mi hanno confermato la fiducia, che per me è l'esame di maturità più importante, e devo dire che sono soddisfatto. Ho tante cose da portare avanti, poi ovviamente io sono a disposizione del partito e dei veneti qualora potessero pensare che la mia figura è giusta. Oggi però abbiamo il presidente più amato dagli italiani, dobbiamo sostenerlo e consentire al presidente Zaia di portare avanti il suo mandato. E ha sorpreso il centro-sinistra l'endorsement del sindaco di Padova Sergio Giordani nei confronti di Luca Zaia. Giordani ha detto io ci metterei la firma sulla rielezione dell'attuale governatore, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto tra gli altri Roberto Marcato. Il terzo mandato non ci sarà e continuo a dirlo, bisogna che poi si chiuda sta partita. Non ci sarà nessun terzo mandato, non lo vuole nessuno. Non lo vuole nemmeno il centrodestra, quindi è inutile che facciamo finta che ci siano possibilità. Non c'è questa possibilità. Neanche con una legge regionale, perché si è parlato di un blitz. Non ci sarà, non ci sarà, punto. Quindi è inutile anche stare là a fare grandi discorsi. Quindi bisogna pensare a un dopo Zaia. Certo che nel momento in cui togli via il presidente Zaia, che è insomma, governatore amatissimo, adesso non voglio fare il Giordani, ma insomma è obiettivo che sia un governatore capace, togli via lui e che si aprono mille scenari, questo sì, si aprono prospettive che fino a ieri erano inimmaginabili, ma si aprono prospettive anche di coalizioni diverse. Cioè il Veneto, non mi stancherò mai di dirlo, non conta nulla a Roma perché ci sono delle motivazioni, contiamo pochissimo a Roma, da sempre, però è un grande laboratorio politico. Questo è un territorio dove insomma, nascono idee interessanti, quindi si aprono prospettive anche di coalizioni diverse. Dopodiché Fratelli d'Italia dice vuole il Presidente, è chiaro, lo faremo noi, l'abbiamo fatto noi a parti inverse. A me non stupisce tanto il fatto che Fratelli d'Italia rivendichi la candidatura alla Presidenza. Insomma, mi aspetto dal mio partito una reazione un po' più muscolare di fronte a queste richieste. Cioè crediamo che il Veneto meriti ancora un governatore, un presidente di regione leghista. Allora puntiamo, diciamolo in maniera netta agli alleati, non se ne parla, punto. Ma bisogna andare fino in fondo, ma bisogna dirle queste cose. Perché altrimenti abbiamo Fratelli d'Italia che col bazooka la mattina e sera canoneggia contro il Presidente, contro la Lega. Forza Italia con Flavio Tosi lo stesso. E noi stiamo qua a fare i filosofi. Sì, beh, ho capito, ma insomma...
Roberto Marcato ieri sera a Focus, in regia questa edizione di Focus TG, Francesco Cerone, Andrea Basso e Nadia Brazzo. Andiamo avanti con la politica, con la benedizione di Carlo Calenda. È stato eletto ieri segretario regionale di Azione il padovano Carlo Pasqualetto. Sentiamo Francesco Rattai. Carlo Pasqualetto, consigliere comunale della lista Giordani, è stato eletto segretario regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda, che ieri era a Padova per presentare il suo libro. Ruolo che io accetto con grande entusiasmo, capisco l'importanza e la portata della sfida, ma se non ci fosse l'ambizione di fare qualcosa di importante per la propria comunità non si toglierebbe tempo alla famiglia e al lavoro, quindi io accetto questo ruolo, come ho detto, con passione, e con tutta la squadra sono certo che faremo molto bene qua nel nostro Veneto. Pasqualetto, seguendo le linee del partito, spiega quali sono i punti da cui ripartire. Ripartiamo proprio da quello che è il fulcro del libro che il nostro segretario Carlo Calenda sta portando in tutta Italia, cioè il patto. Noi vogliamo ripartire nel dire agli italiani che è possibile immaginare un patto repubblicano in cui mettiamo al centro 4 punti fondamentali: sanità, salute, istruzione e sicurezza, evidentemente, per far crescere il nostro paese. Non ci interessa destra o sinistra, ci interessa la concretezza dei temi e capire chi ci sta con noi a portarli realmente a termine, a metterli a terra e a farli succedere. Azione dunque guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali. Si comincia a lavorare per le regionali del 25, ma prima per le europee e per oltre 300 comuni che qui in Veneto andranno al voto, dove vogliamo esprimere tanti nostri rappresentanti e aumentare ovviamente il consenso del nostro partito qui in Veneto. Ieri lo sciopero dei medici anche qui in Veneto, dirigenti, veterinari, sanitari del servizio sanitario che hanno protestato contro la manovra e contro una sanità pubblica che a loro giudizio sta implodendo a favore del settore privato. Sentiamo Nicola Marcato. È iniziato da mezzanotte lo sciopero nazionale di 24 ore. Medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari hanno incrociato le braccia. L'adesione allo sciopero è alta, in alcuni casi fino al 90%. Fino all'ultimo abbiamo cercato di trovare la soluzione ai problemi, sedendoci al tavolo delle trattative con il governo a tutti i livelli, e purtroppo le risposte non sono state sufficienti. I medici protestano contro la manovra economica per il 2024. È l'ennesimo schiaffo al servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti, affermano i sanitari. Contratto scaduto e mancanza di nuovo personale, oltre all'assenza di misure per stabilizzare i precari. Lo sciopero è l'estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito dal personale pubblico, ci dicono. Cosa chiedete al governo? Chiediamo una copertura finanziaria di quello che è il contratto collettivo nazionale firmato, una modifica di quelle che sono i tagli sulle pensioni minacciate per il 2024 e tutta una serie di coperture finanziarie e gratificazioni personali, sblocco delle assunzioni per la maggior parte degli ospedali e ovviamente un miglioramento delle condizioni lavorative. In Veneto mancano circa 3.500 medici, la situazione è diventata insostenibile, il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di aiuto, l'obiettivo è preservare la sanità pubblica. Siamo veramente arrabbiati, siamo stufi e vogliamo in questo momento cominciare a parlare del futuro. Vogliamo modificare questo tipo di organizzazione che impone una serie di tragettonisti, necessità di libera professione, orari assolutamente proibitivi. Vogliamo modificare le cose. Con lo stop si sono bloccate anche le macellazioni. I veterinari in protesta chiedono nuove assunzioni per garantire un servizio di qualità. Chiediamo che venga rimosso il tetto di spesa che permetta di ripristinare il fabbisogno del personale all'interno delle singole regioni e in particolare della Regione Veneto. Intanto torna in funzione la struttura ospedaliera di Lamonna nel Bellunese, una giornata importante quella di ieri perché è terminata tutta la ristrutturazione di questo nosocomio e c'è stato il taglio del nastro del nuovo centro di riabilitazione multidisciplinare. Sentiamo Tiziana Bolognani.
Quando 30 anni fa si decise di sostituire l'ospedale generalista di Lamon con un centro di riabilitazione, si scatenò un putiferio. Non fosse stata fatta quella scelta lungimirante, oggi probabilmente si parlerebbe d'altro e certamente non di una struttura che si prepara a spiccare il volo nel panorama della sanità del Veneto. Questa mattina il taglio del nastro del rinnovato centro di riabilitazione di Lamon è stato perciò più di una semplice cerimonia. Per noi questo è un presidio molto importante, un presidio in una provincia dove abbiamo il più alto indice di vecchiaia, il più alto indice di indipendenza, quindi abbiamo bisogno di essere vicini alle nostre persone. 5,6 milioni di euro l'investimento complessivo, 4 di questi garantiti dai fondi dei comuni di confine e la restante parte dalla Regione del Veneto per lavori avviati a giugno 2021 grazie all'impegno dell'allora direttrice generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro, che oggi è stata ricordata con affetto e a cui è stato dedicato un lungo applauso. Un ottimo lavoro di squadra istituzionale e aziendale, ha detto il commissario Giuseppe Del Ben. Veramente un bel lavoro di squadra che mi fa sottolineare questo spirito, questo orgoglio bellunese che c'è qua. E in attesa naturalmente di ricevere i pazienti che sono stati trasferiti a Feltre, avete garantito che i pazienti rientreranno a gennaio? Sì, a gennaio rientrano i pazienti, stiamo attendendo le ultime certificazioni, poter organizzare per metà gennaio, questa è la mia idea, il trasferimento da Feltre dei pazienti per noi è importante. 70 posti letto per la riabilitazione multidisciplinare e 7 per la riabilitazione territoriale, un bacino di utenza che varca i confini provinciali e si estende al vicino Trentino Alto Adige, un centro prelievi e servizi fondamentali per chi vive in montagna. Un investimento importante ma anche un presidio importante, ricordiamolo che è stato fortemente voluto anche nelle ultime schede del 2019 come centro riabilitativo aziendale dell'azienda ULSS Dolomiti, ma non solo, perché insomma sappiamo che ospita anche pazienti che vengono da altre aziende sanitarie. È una sanità che è ancora centrale in montagna, un investimento importante di oltre 7 milioni di euro, ma soprattutto ricordiamolo, questo sarà un centro di riferimento per la riabilitazione sul quale investiremo almeno 4 milioni di euro all'anno. È un problema della sanità, è quello della mancanza di personale, di medici e di infermieri, e Belluno si propone come futura scuola del personale sanitario proprio per tenere in zona medici e infermieri e potenziare il fabbisogno degli ospedali della provincia. I fondi ci sono e sono quelli della cassaforte del Fondo dei Comuni di Confine. L'iter, pur complicato, è decisamente alla portata della Regione. Belluno può ambire a diventare la futura scuola del personale sanitario perché l'organizzazione dell'ULSS 1, la professionalità e le dotazioni per la diagnostica sono decisamente all'avanguardia in svariati campi della medicina, ma per trattenere i medici servono alloggi e a Feltre è stato individuato un grande contenitore a 40 metri dall'ospedale. Siamo disposti a mettere una grossa cifra. Vorremmo che la Regione del Veneto, attraverso gli ATER e chiaramente in questo caso l'assessore Cristiano Corazzari, desse la disponibilità per affrontare questa questione. Sarebbe il massimo. A margine dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Lamone, il presidente del Fondo dei Comuni di Confine, Dario Bonda, ha fatto la sua proposta al presidente Zaia, che non può prescindere dal contributo che Belluno può dare alla formazione dei nuovi o dei futuri medici. La nomina del dottor Dal Ben, commissario dell'ULSS Dolomiti, ha detto Zaia, va nella direzione di portare nelle strutture sanitarie bellunesi specializzanti in una provincia nella quale dal 2010 ad oggi la Regione ha investito, rimodulato servizi senza chiudere nulla. La ristrutturazione dell'ospedale di Lamona è simbolo di questo modus operandi. Investire sull'ospedale, ha affermato il sindaco Loris Maccagnan, è investire sulla comunità che ha visto esauditi desideri e aspirazioni oggi rigenerati. È un investimento sull'eccellenza, sulla capacità di attrarre personale qualificato, di formarne, di avere un nome importante e di poi rimanere all'altezza di quel nome, come ospedale e come comunità, perché le due cose davvero convivono su tutto. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito qui in diretta con Focus TG. Tra poco. Andiamo al titolo dell'Arena di Verona, uno dei giornali più antichi d'Italia. Bomba Day a Parona, tutte le informazioni, consigliata la prenotazione al centro di assistenza. È stata trovata una bomba vecchia di 80 anni in un cantiere e quindi c'è attesa per la bonifica e l'evacuazione di circa 3.000 persone.
Tragedia sul lavoro nella giornata di ieri, l'ennesima di questo 2023. Questa volta lo scenario è il piazzale di una fabbrica in fase di trasferimento, la Intersox, che dalla zona industriale di Alpago sta spostando i propri macchinari nella nuova sede di Vittorio Veneto. È lì che durante il caricamento su un autocarro di un pesante aspiratore il mezzo si è sganciato travolgendo un operaio di 57 anni, Zelico Manarin, italo-croato, da anni residente a Ponte delle Alpi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, vani soccorsi del personale sanitario del SUEM 118 intervenuto con il personale dello Spisal e i carabinieri di Ponte nelle Alpi che hanno avviato indagini per ricostruire l'infortunio letale. Scosso il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, che ricorda l'uomo come una persona buona ed educata, un gran lavoratore ben inserito nella comunità. Scusate. Nel territorio sono in crescita purtroppo gli infortuni sul lavoro, rischi maggiori per i lavoratori più anziani, per questo la CGIL ha lanciato l'allarme creando una linea telefonica gratuita. Sentiamo Ilaria Marchiori. Sono più di 80.000 gli infortuni registrati in Veneto nel 2022, più di 15.000 quelli registrati a Venezia, numeri pazzeschi. I dati INAIL sugli infortuni fotografano una situazione drammatica e la CGIL lancia l'allarme. L'incidenza di quelli dichiarati è pari al 3,74%, ma gli infortuni con esito mortale rappresentano solo una piccola punta dell'iceberg. Inoltre, I lavoratori che hanno tra 50 e 59 anni rappresentano il 27% delle denunce per infortuni. Questo vuol dire che aver aumentato l'età lavorativa, che aver aumentato soprattutto i ritmi lavorativi, che costringere i lavoratori a fare continui straordinari per avere retribuzioni adeguate sta colpendo la loro salute, la sta colpendo in maniera inequivocabile. 207 gli infortuni in agricoltura, ad esempio, 2.105 quelli avvenuti per conto dello Stato, oltre 13.000 quelli nell'industria e servizi. Di fronte a questo scenario, la CGIL Venezia ha deciso di dedicare una linea telefonica e WhatsApp gratuita al numero 342 77 57 193, attiva dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì al giovedì. Poi lancia un appello. Servono per questo interventi sui salari, per dare la possibilità di godere dei giusti riposi, delle giuste pause, per evitare che siano i lavoratori a pagare i costi della ripresa. Oltre a questo, da tempo chiediamo interventi di rafforzamento dei tecnici della prevenzione, rafforzamento di tutti quei soggetti pubblici che sono deputati alla prevenzione, al controllo, alle verifiche. E chiediamo a tutte le istituzioni di assumere impegni chiari, di rivedere il piano regionale che non ha dato le risposte che ci si aspettava e di mettere davvero al centro dell'agenda istituzionale la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Controlli della Guardia di Finanza per le festività natalizie nel Vicentino, scoperto un evento aperto al pubblico non autorizzato, sanzionata la vendita di prodotti da fumo a minori e l'accensione di videoslot nei bar in orari non consentiti. Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza che ha eseguito l'accesso in uno stabile dove era stato programmato e pubblicizzato sui social un evento danzante aperto al pubblico con un pagamento di un contributo in denaro. I militari della Tenenza di Thiene hanno accertato la fornitura da parte degli organizzatori dell'evento a decine e decine di avventori presenti, oltre che del servizio di musica e intrattenimento, anche della somministrazione a pagamento di bevande. Accertata l'assenza di licenza di pubblica sicurezza e la mancata segnalazione di inizio attività necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, i militari hanno provveduto a contestare agli organizzatori dell'evento le violazioni amministrative per l'esercizio di una sala da ballo aperta al pubblico senza licenza e per aver esercitato attività di somministrazione temporanea di bevande senza aver presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del Comune. Inoltre, nell'ambito dei controlli sul territorio,
potenziati per il periodo natalizio, i militari hanno comminato al titolare di un negozio di Thiene la sanzione amministrativa di 1.000 euro per aver venduto ad un minore 2 liquidi di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina, e ai titolari di 3 bar, 2 a Sandrigo e 1 a Thiene, la sanzione complessiva pari a 9.000 euro a seguito del rinvenimento da parte delle pattuglie operanti di 18 videoslot installate nei 3 bar funzionanti e a disposizione del pubblico fuori dalla fascia oraria consentita dalla legge regionale. Il servizio di Luisa Bertini e sempre le Fiamme Gialle hanno sequestrato nel fine settimana circa 140.000 articoli, a cui si sommano quelli sequestrati nelle scorse settimane in occasione di analoghi controlli, per un totale di circa 260.000 pezzi di bigiotteria, accessori d'abbigliamento, cancelleria, giocattoli, decorazioni natalizie e altri articoli privi delle indicazioni previste dal codice del consumo. In particolare nel centro storico lagunare i finanzieri hanno sottoposto a controllo 5 esercizi commerciali riconducibili a una società gestita da un cittadino italiano, rinvenendo e sequestrando circa 11.700 prodotti. Le violazioni amministrative accertate sono punibili con una sanzione massima di circa 130.000 euro. In terraferma i militari hanno invece individuato un negozio gestito da un cittadino cinese, all'interno del quale sono stati rinvenuti 5.294 addobbi natalizi privi dei requisiti di sicurezza. A Chioggia invece si è provveduto al sequestro di 2.130 articoli senza le indicazioni previste. L'operazione ha riguardato anche Miradolo e Marcon. Andiamo nel Bassanese, nel caso specifico a Pove, dove c'è stato un blackout. Sentiamo Ferdinando Garavello. Nottata di passione a Pove del Grappa a causa di un blackout che ha interessato tutta la parte nord del paese, finita al buio e senza corrente per ore a causa di un guasto a un trasformatore. Ad andare in tilt è stato l'apparecchio di via Zanchetta, che ha letteralmente bloccato l'erogazione di elettricità in metà del territorio comunale. L'amministrazione, ricevuta la segnalazione dei cittadini, ha immediatamente avvertito l'Enel e sul posto sono accorse 3 squadre per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la funzionalità dell'impianto. Nel frattempo i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per aiutare alcune famiglie che si trovavano alle prese con impianti salvavita privi di corrente. I rischi erano molto alti, ma tramite l'uso di generatori e grazie alla prontezza d'azione delle squadre tutto si è svolto senza ulteriori problemi per i residenti e dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Ancora da stabilire in modo esatto le cause del guasto al trasformatore. E sempre Ferdinando Garavello fa il punto sulla cosiddetta guerra delle antenne a Bassano del Grappa. Piovono antenne a Bassano e dintorni. Una metafora forse un po' ardita per fotografare una situazione che sta tenendo con il fiato sospeso migliaia di cittadini. Basta vedere cosa è successo nel corso dell'ultimo incontro tenutosi appena qualche giorno fa in sala Chilesotti, fra tensioni e spiegazioni da parte delle autorità che non hanno accontentato il bisogno di sapere della popolazione. E piovono antenne è anche il nome dell'incontro in programma domani alle 20:30 in sala da Ponte, dove si parlerà della proliferazione delle nuove stazioni radio base e delle informazioni che vengono o non vengono fornite alla cittadinanza. Il tema è piuttosto caldo in città, dove negli ultimi giorni sono sorte rapidamente alcune antenne che hanno sconcertato i residenti. Nel caso dell'impianto di Villa Giusti è già arrivato anche un parere negativo della sovrintendenza, che ha invitato l'amministrazione di Elena Pavan a cambiare il sito o a camuffare l'antenna proprio per la vicinanza con un bene storico e architettonico così importante. Ma in generale è il no della gente a questi impianti e al loro arrivo senza comunicazioni preventive ad aver alzato il livello di tensione sulle 2 rive della Brenta. Insomma, c'è da aspettarsi per domani sera un altro incontro molto caldo. Al tavolo dei relatori Fiorella Belpoggi, direttrice emerita dell'Istituto Ramazzini di Bologna, l'avvocato Stefano Bertone e Laura Masiero, presidente dell'Associazione per la prevenzione e la lotta all'elettrosmog. In sala anche i rappresentanti dell'Associazione Aria di Bassano, in prima linea da mesi per la difesa dell'ambiente, con una lotta senza quartiere contro i progetti che avrebbero dovuto portare capannoni, asfalto e cemento nel verde di San Lazzaro, annullando di fatto l'ultimo lembo di campagna bassanese.
E così, dopo le tante richieste di una posizione forte da parte del Comune e Regione sul consumo di suolo, sono in molti a chiedere che anche sul versante delle antenne vengano posti dei paletti piuttosto che dei tralicci. Torniamo su un atto vandalico a Mogliano, dove una banda di ragazzi si è scagliata contro i tavolini della pasticceria Moderna. Sentiamo Eddie Kaliman. Viviamo in una società che non è più conforme ai nostri tempi, anzi si vive nella prevaricazione sulle cose, tutto diventa facile per loro. Però non è così. In qualsiasi momento, in qualsiasi posto ti giri, un disastro. Poi fanno molto effetto questi gruppi, perché c'è tanti bravi ragazzi. Non si vive più bene, non siamo più padroni di casa nostra, questa è la pura realtà. Per quanto le forze dell'ordine facciano il suo lavoro, però siamo veramente in una situazione disastrosa. C'è indignazione e sconforto tra i cittadini di Mogliano dopo l'atto vandalico compiuto la notte di sabato da una trentina di ragazzi in piazzetta Pio X. Si erano ritrovati nel plateatico della pasticceria Moderna, a quell'ora chiusa, dove probabilmente presi dalla noia si sono scagliati contro i tavolini del bar, rompendone uno. Urla e schiamazzi avevano allertato i residenti degli appartamenti circostanti, che hanno subito chiamato i carabinieri. Prontamente intervenuti sul luogo hanno provveduto a schedare alcuni dei ragazzi presenti. Un danno di circa 200 euro hanno stimato i titolari della pasticceria, che dopo l'accaduto hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. L'umore in città resta teso per l'ennesima notizia di un atto vandalico, fenomeni di aggressioni contro cose e persone che sono sempre più all'ordine del giorno. Basti pensare ai ragazzi che si danno appuntamento a Piazza Borsa a Treviso, alle pensiline delle fermate dell'autobus di Viale Europa, prese nuovamente di mira dopo essere state riparate da altri vandalismi che risalgono a circa un mese fa. Intanto anche l'amministrazione comunale di Mogliano ha portato la propria solidarietà alla pasticceria, che il giorno dopo l'accaduto ha subito ripreso la sua attività. Parliamo spesso di violenza contro le donne, qui è un fatto accaduto a Marano Vicentino, un uomo ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex, divieto di avvicinamento che era conseguenza di maltrattamenti. Sentiamo. Paura per una donna residente a Marano Vicentino che si è vista piombare in casa l'ex fidanzato, 24 anni, sottoposto a divieto di avvicinamento a lei, emesso dall'autorità giudiziaria di Vicenza a seguito di ripetuti episodi di violenza nei suoi confronti. Il giovane, incurante del provvedimento, si è introdotto nell'abitazione da una finestra lasciata inavvertitamente aperta dalla vittima, che ha subito allertato il 112. I militari, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, prima che fosse troppo tardi. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato. Il giudice, nell'udienza di convalida, ha disposto l'obbligo quotidiano di presentarsi alla caserma dell'Arma di Thiene. E quindi continua il lavoro delle forze dell'ordine proprio per prevenire questi ed altri reati. Nel Feltrino tanti controlli da parte delle forze dell'ordine, perché ci sono stati furti e tentati furti, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, e ovviamente i controlli straordinari sono stati realizzati dai carabinieri. Siamo sul territorio con attività di prevenzione e controllo, in particolare ci sono decine di pattuglie, più di 40 uomini dispiegati nel territorio del Feltrino, con posti di controllo nella viabilità primaria e secondaria. La buona notizia è che l'ondata di furti nel Feltrino ha subito e per fortuna una battuta d'arresto grazie anche al dispositivo straordinario di controllo dell'area che i carabinieri hanno attuato in diverse zone della provincia al confine tra Vicenza e Treviso. Ieri sera sono state controllate oltre 600 autovetture dai militari impiegati nei posti di controllo con rinforzi dedicati proprio ai servizi di prevenzione. Il traffico è stato monitorato con grande attenzione, alcuni veicoli fermati ai controlli sono stati ispezionati dai carabinieri che hanno identificato persone che non avevano un collegamento col territorio bellunese e che fortunatamente all'esito degli accertamenti non sono stati trovati con oggetti o materiale sospetto a bordo, commenta il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Pigozzo. Ottima la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato persone e veicoli sospetti verificati prontamente dalle pattuglie dislocate anche in zone non proprio di passaggio. La prevenzione ha valore se si traduce in un gioco di squadra e può fare la differenza, afferma il comandante Pigozzo. Non abbiate timore a contattarci
ed è importante sapere che ci siamo e che continueremo anche nei prossimi giorni, come lo abbiamo fatto nelle scorse settimane, a effettuare attività di controllo e prevenzione in diverse aree della nostra giurisdizione per garantire la sicurezza ai nostri concittadini. Importante adottare ogni misura di autotutela per evitare di lasciare campo libero ai malviventi e quindi chiudere sempre a chiave la porta di casa, mantenere una buona illuminazione, attivare l'allarme se installato, non dimenticare finestre aperte. Per fortuna che ci sono gli uomini della Benemerita, la Polizia di Stato, le Fiamme Gialle che controllano il territorio funestato da orde di delinquenti. Andiamo in pubblicità altri 2 minuti e torniamo subito in diretta con voi. Singolare apertura della nuova Venezia, vediamo il titolo, Maniero, Felicetto Maniero, lo scontro con Gino Paoli, tutto falso, mai andato ai suoi concerti, io amo il rock. L'ex boss della Mala parla per la prima volta dopo l'uscita dal carcere e lo fa rispondendo alla chiamata in causa del cantautore. Il presepe è dedicato a Giulia Cecchettin a Villa Manfrina a Treviso. Papà Gino lo ha visto e ha detto: vedere mia figlia così ben rappresentata mi commuove. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire e accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio anche dalla loro esperienza, ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo: Giulia, ma ormai il presepe è qualcosa di fuori tempo, no? Ricorda, perché li vuoi vedere? Ah, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte. Forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, che fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. È un uomo straordinario, Gino Cecchettin, ospite della Mirelluccia, la nostra Mirella Tuzzato a Villa Manfrin. Sempre parole così chiare, semplici, pronunciate con molta calma, senza la rabbia che ciascuno di noi immagina alberghi dentro chi subisce un torto così grande come l'uccisione di una figlia. La prima esperienza in Veneto, a Padova, il bunker della radioterapia dello IOV che si trasforma in un acquario. Sentiamo Valentina Visentini.
Quando si varca la porta del piccolo bunker della radioterapia sembra di immergersi con leggerezza nel fondale marino. Pesci colorati, conchiglie e coralli fanno dimenticare al paziente il peso della terapia che deve affrontare. Il regalo di Natale della Fondazione Castorina Ceolina ha cambiato il volto del bunker della radioterapia dello IOV grazie all'opera del progetto Ospedale Dipinti. Siamo molto contenti perché credo che questa idea, che questa realizzazione di fatto sintetizzi la tecnologia, la professionalità, il compito di un istituto come il nostro, ma anche l'attenzione al paziente, alla umanizzazione degli ambienti, che vuol dire anche dare un po' di relax dove possibile, perché teniamo presente che le prestazioni sono di altissima tecnologia e di grande tensione soprattutto per i bambini, ma lo scopo è quello di farli uscire un po' dalla realtà in quel momento, no, molto dolorosa, per far vedere che c'è comunque un mondo bello che si muove e quindi è una fiaba. Alla tecnologia dell'acceleratore, che tratta soprattutto i pazienti oncologici pediatri, circa 100 ogni anno quelli che entrano qui a Padova, si unisce la bellezza di un paesaggio marino che sembra far vivere una favola. Sì, il trattamento è assolutamente indolore e i bambini sono spaventati da un ambiente che non conoscono, da una macchina grande che si muove nel corso dell'intervento, contrariamente a tante macchine per diagnostica, e che ha anche dei rumori durante l'erogazione della dose che per un bambino possono essere inquietanti, non avendo le idee chiare sul motivo per cui vengono prodotti. Tra coralli e cavallucci spiccano anche i 2 delfini. Sì, ho voluto rappresentare i 2 delfini proprio sopra il lettino, in modo che quando il bambino, soprattutto il bambino, si corica, possa guardarli, possa salutarli, possa comunicare con loro, come se fossero lì ad incoraggiarlo, ad aiutarlo a stare fermo. Il regalo di Natale arriva dalla Fondazione Castorina Ceolin, che già lo scorso marzo con questo progetto aveva trasformato l'ambulatorio per pazienti pediatrici e la sala giochi della radioterapia in un bosco incantato. Il nostro impegno sarà sempre quello di aiutare in particolare i bambini, se possibile, e anche gli adulti nell'avere un servizio sempre migliore. Torna dopodomani, giovedì alle 20 al Teatro Comunale di Treviso, il tradizionale concerto di Natale organizzato dall'associazione Per mio figlio Onlus, destinato a raccogliere fondi per i bambini ricoverati in pediatria. Quest'anno si esibirà il coro delle voci bianche del Teatro La Scala. I bimbi che cantano per i bimbi malati. Torna il concerto di Natale organizzato dall'associazione Per mio figlio, che dopo i 180.000 euro raccolti l'anno scorso per la stanza dei sogni, ora punta alla realizzazione di un altro progetto molto importante per la pediatria dell'ospedale di Treviso, un polo per l'endoscopia pediatrica nella nuova cittadella della salute. Il progetto prevede quindi di portare l'endoscopia vicino alla piastra degli adulti, in maniera di poter collaborare con i gastroenterologi dell'adulto, con strumenti e con una struttura abbellita in maniera che sia a misura di bambino. Un progetto che prevede anche un'implementazione del personale. Ci saranno per un anno un pediatra e un chirurgo pediatra faranno una formazione specifica per l'endoscopia pediatrica, che potrà essere fatto quindi in una struttura a misura dei bambini, con strumenti adeguati, con personale formato e anche e soprattutto sempre in sedazione profonda, chiaramente con bambini che dormono. L'Associazione Per mio figlio da 26 anni è attiva sul territorio e promuove iniziative per la raccolta fondi destinati a progetti per i bimbi ricoverati. Il nuovo progetto verrà avviato con il concerto di Natale al Teatro Comunale. Quest'anno invece abbiamo le voci bianche del Teatro La Scala. Credo che siamo arrivati ai vertici ormai nazionali, non solo nazionali, di quelli che sono i cori delle voci bianche e dei bambini che cantano per i bambini insieme ai nostri ragazzi del Manzato. Quindi questo sodalizio c'è anche quest'anno e sarà sicuramente una grandissima emozione. Bene, tutto per oggi. Grazie ai registi Francesco Cerone e Andrea Basso e a Nadia Brazzo. Ci vediamo stasera con Focus e buona giornata.